del Dolphin. In corsia 5 Vanessa Andreetta Nottoli Nuoto, in 6 Lisa Sartini Vissauro Pesaro, in corsia 7 Linda Pecchielan 2001 Team, in 8 Alessia Vignoto Stella Marina. Ricordiamo che al termine di ogni gara le atlete e gli atleti dovranno liberare la vasca prima della partenza della gara successiva, quindi chiediamo loro di farlo con la massima rapidità utilizzando sempre i bordi laterali. E naturalmente da meeting internazionale ricordiamo che l'apposto sarà dato in lingua inglese, il take your mark, anziché il classico apposto italiano, quindi magari lo diciamo ai ragazzi che per la prima volta prendono parte a una manifestazione internazionale. Come sempre ricordiamo i tempi visualizzati sul maxi schermo e comunicati al momento dei passaggi o dell'arrivo sono ufficiosi, quindi necessitano di conferma e ufficializzazione da parte del giudice arbitro della manifestazione dopo la verifica dei cronometristi. Intanto 1:03 e 14 il tempo di Vanessa Andreetta, classe 1996, già medagliata ai campionati italiani giovanili nel 2012, era stata bronzo nei 400 misti. (2:09:68). Intanto Vanessa Andreetta è lei leader a metà gara in questa prima batteria delle 4 in programma, incalzata da Tali Lemkov che nuota in quarta corsia. Sono già i blocchi di partenza per la batteria numero 2, Edda Santello, nuoto Bigonza in 1, Verdiana Bianco, Rana Azzurra in corsia 2, Alice De Longhi, Nottoli Nuoto in 3, Marta Giovannoni, Futura Club I Cavalieri in 4, Ilaria Carlotta Rampon, Plenty in Veneto in 5, corsia 6, Lane 6, Marusa Mlinar, Fusina Ravner, Coroskem in 7, Virginia Puccianti, Futura Club I Cavalieri in 8, Chiara Lombardi, Stella Marina.
E siamo all'epilogo della prima batteria, 4:21,50 per la Andreetta, 4:21,84 per la Lemkov, Speranzon 4:29,63, responsi sempre ufficiosi. E siamo all'epilogo di questa prima delle 4 batterie in programma. Ricordiamo alle atlete di liberare la vasca prima della partenza della gara successiva. Grazie. Ed era la più giovane di questa prima batteria, Alessia Vignoto, conclude